Fondo indennizzo per i risparmiatori. La firma da parte del ministro Tria del terzo decreto attuativo ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle associazioni e ai tanti risparmiatori che ormai da anni si battono per far valere i propri diritti e che in queste ore sono informati direttamente via SMS o mail. Una firma pesante, ma prima di poter riscuotere ci sono ancora alcuni passi importanti che devono essere fatti. Abbiamo sollecitato subito il ministro Tria in quanto attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è l'atto definitivo della partenza del fondo, oltre le procedure della commissione tecnica per accedere al fondo. Di questi tempi politicamente incerti, con un governo sull'orlo delle urne, non mancano i timori che, giunti alla meta, il fondo possa sfumare. No, il fondo non è più a rischio perché la procedura al MEF è stata ultimata, quindi se dovesse andare in crisi o dovesse saltare il governo, l'iter delle procedure andrà avanti per la sua strada. In attesa degli ultimi adempimenti tecnici, ai risparmiatori si raccomanda di avere i documenti bancari che certifichino l'acquisto dei titoli. Chi li avesse smarriti deve chiederli a Banca Intesa in quanto banca cessionaria. Il rischio dunque sembra evitato in memoria anche di quelle tante, troppe vittime del crack delle banche popolari. Il Veneto negli ultimi 5 anni risulta la regione con più imprenditori che si sono tolti la vita, con una percentuale che supera il 30%. 59 i soci delle ex popolari che si sono tolti la vita, 600 le persone assistite del servizio regionale di assistenza psicologica, inoltre telefonando all'800 33 43 43. Sono i numeri di quello che è stato il dramma di un territorio. A chi oggi permane in difficoltà, il fondo da miraggio si trasforma finalmente in realtà.